lei doveva vedere i filmati, dopo l'aggressione ci sono stati festeggiamenti ed è una cosa brutta, cioè incitare a violenza. Ora se mia figlia doveva avere paura di 2 o 3 persone, magari oggi ne deve avere paura di 20, 30 o chissà quante. Parla ancora il papà di una delle 3 vittime. Tutte e tre, 13 anni appena, non hanno ancora avuto il coraggio di tornare a scuola dopo il raid punitivo di cui sono state vittime sabato scorso nel parcheggio dell'Ipersiti di Albignasego per aver denunciato i ricatti e le estorsioni subite da 3 adolescenti incrociate a una festa di Halloween. Sui social continuano le minacce nei loro confronti con dirette su vari canali come questa. L'ultima diretta che ho visto si girava in un pullman pieno di ragazzini, E ma parlavano mi di dice questo. che parlavano di questo, citando le nostre figlie, citando l'aggressione. Hanno paura le giovanissime vittime e le famiglie. Le 3 autrici dell'aggressione sono state identificate, ma nei loro confronti non ci sono ancora provvedimenti. Per questo non capisce le parole rassicuranti pronunciate dal sindaco di Albignasego Filippo Giacinti, che al termine del vertice in prefettura a Padova aveva detto che il territorio e l'area del centro commerciale sono zone sicure. Quando vedi da un filmato 50 ragazze intorno ai tuoi figli, non mi può parlare di territorio sicuro se 4-5 macchine che sono scese di gente comune che faceva la spesa ha girato il volto dall'altro lato. Perché? Perché la gente ha paura, perché se qualcuno si fermava e interveniva, prendeva le stesse botte che ha preso il papà dell'amica di mia figlia. Grande l'amarezza di questo genitore che a domande come questa della figlia non sa come rispondere. Siamo state 2 volte dai carabinieri, papà, e ora? Ma forse era meglio che pagavo? Ma forse era meglio che subivo? Sindaco, mi dia questa risposta. Noi ci aspettavamo di DASPO, ci aspettavamo degli allontanamenti di queste ragazze. Chi è allontanato attualmente è mia figlia, chi non dorme la notte attualmente è mia figlia, chi ha paura di perdere la testa e non essere razionale attualmente è mia figlia e sono io.